Notevole ritardo nella consegna della posta, si parla anche di 2-3 settimane in Riviera del Brenta e nel Milanese. Residenti, associazioni di consumatori e sindaci protestano. Il disservizio è pesante soprattutto quando riguarda le bollette, perché il ritardo si paga con la morosità. Alla base del problema la cronica carenza di personale tra i portalettere. È uno splendido esemplare di tartaruga verde, la principale attrazione dell'estate 2014 al Sea Life di Jesolo. Per ospitare l'animale è stata creata una vasca oceanica che riproduce il tipico habitat dei mari tropicali. La tartaruga ha 10 anni e pesa 108 kg, le manca ancora un nome. Per trovarlo è stato indetto un concorso tra gli alunni delle scuole. Trova un portafogli con 1.000 euro e lo consegna al vigile perché lo restituisca. È accaduto a Miane in occasione della Prosecchissima, la gara ciclistica tra le colline, con protagonista un residente che nella ressa ha rinvenuto un taccuino con la bella somma oltre ai documenti. Incredulo e felice il proprietario, subito rintracciato. Anche Sabrina Salerno ha firmato la petizione per riaprire la vecchia strada provinciale che collegava Zerman a Preganziol. Oltre alla popolare showgirl che abita proprio da queste parti, circa 300 persone hanno firmato per togliere dall'isolamento la frazione di Zerman. Il sindaco di Mogliano Giovanni Azzolini ha inoltrato la richiesta alla CAV Concessioni Autostradali Venete. Cercasi Federica disperatamente. I genitori di Federica Giacomini, in arte Ginevra Hollander, sono disperati. La figlia era passata per casa loro a Vigonza il 31 dicembre, poi più nulla. Tutti i sospetti ricadono sul compagno dell'attrice Hard, il bresciano Franco Mossoni, detto Rambo. Nell'auto dell'uomo manca il sedile del passeggero, forse nascondeva tracce di Federica. Chissà che faccia ha fatto quando ha capito che non era la cassettina delle offerte, ma quella delle preghiere. A Roncaglia, frazione di Ponte San Nicolò, un ladro evidentemente frettoloso ha sottratto la scatola ai piedi della statua di Sant'Antonio. Dentro nessuna banconota, ma tanti foglietti con richieste d'aiuto per la processione di venerdì, da riscrivere.